Tanto non laviamoci il culo per niente. Queste radici di traverso. Cazzo sei andato? Io devo recuperare il mio ritmo. Un po' sulle uova sta discesa. Eccoci qua, appena finito di diluviare, sono arrivato giusto. Dennis è tutto il giorno che gira e ha deciso di fare ancora un giro per farsi del male fisico. Il meteo speriamo che adesso tenga così, perché in autostrada veniva giù tanta, però verso il Quarnan sembra bello. E vediamo di farci un bel giretto, cazzo. Finché c'è luce e finché le gambe tengono, spero di andare su e giù oggi. Adesso speriamo una petonade di riscaldamento e di finimento per Dennis. E andiamo a farci un enduro classic di riscaldamento in discesa. Vediamo quanto piomba sarà o se gli alberi hanno trattenuto un po' di pioggia. Riflessi. Un Dennis. The Mountains. Solita salita fatta, è uscito un filo di sole, ma non si direbbe. Comunque si è aperto un pelo, di qua decisamente più bello. Andiamo alla prima discesa umidina, come va? Tanto non laviamoci il culo per niente. Mettiamo bene i piedi. Pugnetto di partenza. E andiamo. Una vita. 3 mesi sicuri che non vengo a Gemona. E fin qua è tutto abbastanza easy. Qua possiamo del pantano in quel di Gemona. E chi si ricorda come si guida? E qua c'è una bella linea larga, ma sto andando così piano che non ha nessun senso farla. Mamma mia, Alex. Ti preoccupavi di andare piano? Io sono veramente piantato. Mamma mia. Là scivolava. Porca merda. Oh, mi sento sicuro come un'alpaca in mezzo ai leoni. Radici. Sei vivo?
cazzo sei andato? Sì, so, però non ho mai fatto il giro così. Bella merda. Vabbè. È una certa, perché non so muoio. Quella la dici che dopo 2 secondi dopo hai gridato anche. Prima discesa andata, direi non benissimo. Già ultimamente esco poco, con questo bagnato radici iper scivolose mi sono veramente creato sotto, anche le rocce non erano molto grippose. Facciamo panchine che è solo rocce e radici, quindi la vedo benissimo. Andiamo. Vediamo se questo panchine me lo godrò un po' di più, mi cagherò addosso come prima. Allora, senza giacca mi sento più leggero e tranquillo, non so perché. Prima sudavo veramente troppo caldo, teneva le giacche o piove o difficilmente mi trovo bene. Con Dennis è sfolato, vabbè, quello non avevo dubbi. Io devo recuperare il mio ritmo. Qua com'era? Volendo qua c'era il passaggio di qua, giusto? Sì, un po' incasinato, ho fatto così una merda. Porca merda! Ui! 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 Sì, era un brutto sasso! Che brutta! Ok. Adesso un paio di passaggi che non mi sono dispiaciuti. Che lavori. Qua non c'è stronze. C'è stronze. Sei più resistente, perché una secca incredibile se solo dello schiaffo. Ho sentito proprio uno stop. Bueno, decisamente più godibile, pensavo peggio panchine. L'ultima volta che ho fatto panchine piombo l'ho sentito molto più scivoloso. Infatti adesso rifarò questa. Ripanchiniamo. Vediamo se miglioriamo un pelo. Non ti ho visto benissimo. Stavolta devo aver messo male il piede sinistro e mi si muove di brutto. Perché non ho mai fatto sta linea? Quello che dicevo io prima. Un po' sulle uova sta discesa, lasciando un po' di più i freni finalmente. Sistemiamo sto piede che sta andando dove vuole. Sì.
che rifilo l'albero! Ah! Oh, vai. Vediamo di non sbagliare come prima. Ecco come ho fatto io prima. Sto giro sono andato più spedito, ho le mani che bestemmiano. Decisamente bestemmiano. Comunque direi che quel bagnato non si può fare il discorso di curvare a destra. Non so se da dietro si è visto cosa è successo. Sì, sì, Porca. ti ho detto, non ti ho visto benissimo. Cagato sotto. Andiamo lontano. Giunto il fondello. Bene, il giro finito. Per una discesa veramente scivolosa, poi panchine è andata un pelo meglio, ha tenuto il tempo dopo il diluvio che c'è stato pomeriggio. Dennis si è fatto quei 2000 di dislivello alla fine, io mi accontento dei miei 700, adesso vado verso casa che inizia a far veramente scuro. Spero la prossima settimana riuscire ad andare a fare un bel giro da qualche parte, devo ancora decidere se prendermi il ponte del 1° maggio, andare qualche bike park o fare una bella indurata proprio in montagna. Ho voglia di fare una giornata in bici come si deve, quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like, mettete un commento, fate quello che volete, arriveranno altri video, altri giri, altre cose divertenti. Ciao!